Ciao a tutti ragazzi. Siamo tutti in attesa di poter rimettere i piedi sul tatami, ma ancora un po' di tempo, ci vorrà ancora un po' di tempo. Vi porto i saluti di tutti gli insegnanti, come vi dicevo ci sentiamo quasi ogni giorno e tutti mi hanno detto di salutarvi e sperano anche loro di riabbracciarvi presto. Andiamo avanti come promesso con la nostra storia zen, è la quarta. Ho scelto questa oggi perché rappresenta un attimo quello che è il viaggio, il percorso, il cammino che ogni judoka porta nella vita del judo. Lo potete anche esportare per quella che è la vita quotidiana. Passiamo pure alla lettura. La storia si intitola La strada fangosa. Una volta Tanzan ed Ekido camminavano insieme per una strada fangosa. Pioveva ancora e a dirotto. Dopo una curva incontrarono una bella ragazza, in kimono e sciarpa di seta. Non poteva attraversare la strada. Vieni ragazza, disse subito Tanzan, poi la prese in braccio e la portò oltre le pozzanghere. E Kido non disse nulla, finché quella sera non ebbero raggiunto il tempio dove passare la notte. Allora non poté più trattenersi. Noi monaci non avviciniamo le donne, disse a Tanzan, e men che meno quelle giovani e carine. È pericoloso. Perché lo hai fatto? Io quella ragazza l'ho lasciata laggiù, disse Tanzan. Tu la stai ancora portando con te. Questo è un bellissimo disegno di quello che è la mente umana, nel senso, eh, ci sono due monaci, c'è qualcuno che pensa solamente probabilmente di fare una buona azione e un'altra persona che, come al solito, è pronto ad interrogare, è pronto a fare la domanda, a puntare il dito, pensando ovviamente di avere ragione in quello che è il suo modo, metodo, pensiero. Cos'è che insegna questa storia? Che tante volte una buona azione è solo una buona azione. Tante volte il motivo di un buon gesto, un gesto carino, è solo un buon gesto carino. La malizia è quella che invece permette di dare altre interpretazioni o dare adito ai dubbi. Ai dubbi su che cosa? Su quella che può essere la fiducia, su quello che può essere un'azione appunto che aveva un valore e si cerca di mettere in dubbio questo valore. Questo capita spessissimo, anche in tatami. Perché ha fatto così, come mai si è comportato colà, il colore della cintura. Non bisogna pensare a cercare il problema e a soffermarsi di trovare un problema. Piuttosto, se il problema c'è, cercare di risolverlo, cercare di portare qualcuno al di là delle pozzanghere, come ha fatto Tanzan. A svolgere il compito di regolatore, moderatore, il cosiddetto monaco, qui lo chiamano Aikido. Non dovrebbe esserci questo moderatore che severo va a giudicare e a cercare quello che dovrebbe essere cosa fanno gli altri. Questa storia insegna che chi deve cercare il proprio cammino deve cercare di migliorare se stesso, non deve cercare di migliorare gli altri. Non bisogna aggiustare l'uké perché la tecnica di teoria è fatta male. Non bisogna migliorare il kata perché qualcuno ha sbagliato, allora diamo all'altro il compito di fare da complemento. No, bisogna cercare ognuno di fare la propria parte e di farla bene, come anche se ad esempio si fanno esercizi di kata o di uchikomi, cercare di ognuno dare il proprio contributo. So che parlo in termini molto judoistici, ma in realtà lo potete poi affrontare con quello che può essere qualunque cosa, anche della vita quotidiana. Un dettaglio che mi aveva colpito e che mi faceva piacere condividere con voi era questo. Il fatto che comunque ci sia l'interrogazione, il fatto di domandare, di chiedere ma perché hai fatto così, ma come mai è pericoloso. Tante volte le regole servono a creare delle restrizioni e vanno benissimo. Tante volte però ci sono situazioni che non possono essere contemplate dalle regole. Cosa vuol dire? Fare un buon gesto perché è un buon gesto non è una cosa negativa. Anzi, le persone di alto grado dovrebbero sempre cercare di motivare a fare del bene, anche perché fa parte e rispecchia quelli che sono i principi elevati del judo, noi e gli altri per progredire assieme.
Poi ci sono altri tipi di principio, il migliore utilizzo dell'energia fisica e mentale, però una delle cose che dice Jigoro Kano rispetto a questo è che le cose assolutamente da evitare per un judoka dovrebbero essere tre: la noia, l'invidia e l'abitudine. Questo su tutti i livelli, fisico, mentale e spirituale. Quindi mi sento di dire ancora una volta che le regole vanno bene, ma se c'è qualcosa che può aiutare tutti quanti, ehm, anche se i monaci non devono avvicinare le ragazze, d'accordo, ma se non c'è un motivo negativo per avvicinare, se non c'è una situazione che crea del disagio o degli errori, si può anche dare una mano, si può anche fare qualcosa che non è contro le regole, potrà essere interpretato male. Fidatevi che fare del bene è bene, fare del buono, se siete motivati, fa bene, è corretto. L'errore, poi la malizia, ce la possono sempre mettere e condire tutti quanti. Non bisogna pensare però in termini negativi quando siamo in materassina o fuori materassina. Anzi, se vediamo che un'idea è buona, valida di qualcun altro, cerchiamo di supportarla, perché il benessere deve essere qualcosa di collettivo. Il motivo per cui noi tutti siamo a casa e non possiamo uscire è un bene di tutti, è un bene per chi ha un sistema immunitario più debole, per gli anziani, per tutti quelli che hanno un nonno o una nonna. Avere cura di loro in questo momento significa stare a casa. Mi sono collegato a quella che è un attimo la situazione attuale per cui non possiamo uscire, ma questo è un regolamento e va benissimo. Fare judo, si può fare judo in un modo un po' diverso anche con questo tipo di storielle. Sono delle piccole pillole per la mente che permettono di avere un bagaglio un po' più grande, espandere la cornice di un disegno. Non per forza tante cose sono belle se sono confinate in dei bordi. Più il tatami si allarga, più è grande, più può nascere qualcosa. Più la cornice è grande, più possiamo sbalordirci, secondo me. Cerchiamo quindi di pensare anche fuori dagli schemi delle regole, perché tante volte non ci sono solo cose brutte al di fuori delle regole, però cerchiamo sempre di perseguire quello che è uno scopo comune e un obiettivo di bene per tutti. Questo dovrebbe essere la via, il percorso. Ultimo dettaglio, se avete notato, il titolo di questa storia si intitola La strada fangosa. Perché? Perché in Giappone Do è via, cammino, percorso. Sta a ognuno di noi scegliere che cosa portarci via nel nostro cammino. Possiamo continuare a tenere il fango o a tenerci la ragazza di laggiù, che è stata lasciata laggiù, e continuare a portarcela durante il nostro viaggio, durante il nostro cammino, come possono esserlo i nostri pensieri negativi, continuare a rimuginarci sopra, continuare a pensarci su, e invece possiamo anche dargli un taglio diverso, invece di pensieri negativi o dubbi o malizia, possiamo mettersi all'interno qualcosa di più. Possiamo portare con noi il fatto che abbiamo solo fatto una buona azione. Quindi mi sembrava bellissima questa storiella di questa sera, insomma, ecco. Vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima Storia Zen. Ciao!